Oh no, la sostituita a ma subito la puresca. Mamma mia. Dai amici bellini, che è la formazione 10 su 11, dai. Olivera era il ballottaggio, gioca lui. Forza, dai, che un po' di entusiasmo, sento entusiasmo nell'aria, facciamo bella figura a testa alta. Se voi siete qui solo per la reaction, no, dovete guardarvi la live di ieri e l'analisi tattica che uscirà tra qualche ora oggi, quindi iscrivetevi al canale, non perdiamo tempo. Olivera, un colpo di testa un po' ciuccesco, non farmi rimpiangere che... Bravo, ecco. Caiuste, calma. Perché solo questo? Mamma mia. La Mignamal. Dove cacchio stava Rachman? Mamma mia, Lobo. E vabbè, ma così si rischia subito però. È roba di fazzoletti di frutta. Capito. Calzona! Mi sono esposto, ho detto che sono contento, che già lo ha. Ma i fazzolettini no. Non lo possiamo, non è il momento. Poi più in là le identità. Bravo, sì. Olivera, si è tirato un gol anche. Maronna santa. Cancelo se ne va proprio come il burro. Meno male, Olivera. Bravo a Jesus, che palla. Caiuste, devi fare di più, devi fare meglio. Mamma mia, malla ancora Meret. Don Raffaele. Sento delle vibrazioni un po' più alte, cioè ci sono delle frequenze. Segna per noi. Invece segna per noi. È un po' meglio, già così è meglio. Hanno chiamato i tenori? I tre tenori. I sopranos. Meno male, Meret, mamma mia. Vai, Kvara. Occhio. Bravo Juan Jesus su Lewandowski. Bella palla di Politano. Vai, Ossi. Fuori gioco. Mamma mia, di Lore. Meret. Bravo, questo è giallo, Signor arbitro, questo è giallo su De Jong. Se protesti pure, scatta. Oliver, che era su Maron? La spinta direttamente Caius. Signori, che state facendo? C'è confusione. Signori, qualcuno che rompa la linea, perché sennò... Giallo anche su Christensen, Signori, Maro Meret nata volta. Perché Cancelo sta facendo quello che vuole? Gundogan, Meret. Signori, quante parate deve fare Meret? Al 23esimo è riuscita bene la rimessa col portiere, con i piedi, con una chissà che si è fatto vedere. Se la fai bene, superi assai velocemente la prima pressione. Se la fai bene. Il figlio di Ngong. Mettete sta palla a terra, vai. Oh sì. Bravo, sì. Questo è fallo, bravo. Bravissimo arbitro. Avete sentito la voce? Credo fosse Calzone, non la conosciamo. Giovanni sono a 2 dietro, deve uscire la mezzala. Voglio capire sti fatti. Riusciamo a mettere un cross buono. Tutti molto morbidi o addosso alla gente. Bravo Lobo. Ma provaci. Non dico, però provaci. Sta facendo una buona partita Rachmani, fisica. E insomma, Meret migliore del primo tempo, si può dire, perché ha fatto 3 parate importanti. Noi stiamo cercando di reggere il campo. Il primo tempo era da considerarsi di studio. Adesso i like e si fa meglio. Dai amici bellini, dai. Traoré, per forza. Mamma mia. Voglio dire, deve cambiare qualcosina a centrocampo, perché quei due non funzionano e non vorrei ritornare al discorso. Non torniamo, però quelli che hai e devi metterli in campo, perché non c'è altra soluzione. Qualità. Bella palla di Juan Jesus. Vai Ossi, che non sei in fuorigioco, lo spero. Spara. C'era. Vai Lobo. Buono, vai Ossi, no! Di Lorenzo non c'è. Bravo Juan Jesus. Dove va Rachmani? Brutto fallo. Non ammonisce qua, cioè, boh. Figlio di Raspadori. Figlio di Gong è il figlio di Raspadori. Pedri e Lewandowski. Bel gol.
Bel gol. Pedri tra le linee ci stava mettendo in difficoltà. Voglio capire perché su Lewandowski c'era Di Lorenzo e non Rachmani centralmente. Va rivista. Ah, perché Rachmani era scappato su Pedri. È filtro di centrocampo che va fatto meglio. Là lui rompe la linea perché giustamente. Vabbè, è arrivato il momento di osare qualcosina, immagino. Meret, Maronna santissimo. Vai Di Lorenzo, mettila bene. Aron! Oh no! Ha sostituito Rachmani, ma subito la Muresca. Mamma mia! Vai Di Lorenzo, vai, ti prego! Maronna santa! Bravo Traoré! Vai Lindstrom! Maronna santa! Dai Lindstrom! Dai Osi! Mamma mia, Osimhen! Sì! Sì, sì, sì! Sì! Ma sì! Cosa in Napoli? Credici ancora? Di forza! Ha reagito, ha mantenuto! Cresto capelli! Mamma mia! Ragazzi, io poi lo so che voi volevate magari l'arrembaggio così, ma è pure una partita da considerare andata e ritorno. Calma! Bravo Rachmani! E bravo Juan Jesus! Mamma mia, Simeone! Mamma mia, lo bot! Devi ammonire qua! Raspadori vuole tirare! Niente. Bravo Traoré! Pigliate sta palla, bravo! Vai Lindstrom! Fammi vedere un fatto da ala! Bravo, Maron! Bravo Lindstrom, esatto! No! Spadò! Dai Napoli, 10 minuti di follia! Buona, quella follia, buona! Bella palla di Traoré, vai Simeone! Maron! Anghissà! Bravo Anghissà, questo è il mio Anghissà! Assafa Maron! Altro bell'anticipo di Juan Jesus, sfottetelo! Sfottetelo sempre! Simeone, mamma mia! Ha fatto un fallo intelligentissimo Rachmani. Simeone, pigliate sta palla. Oh. Bravo Rachmani, dai! Troppo spazio per Cancelo, troppo spazio, Di Lorenzo! Ok. Raspa! Ma hai fatto bene, Meret, ma non scherziamo proprio, ci mettiamo a giochicchiare alla vicina, ha fatto bene. Raspadori non aiuta proprio là. No. Bravo, che bello! Bravo, perché Cancelo ha sbagliato passaggio. Dai, pochi secondi. Bravo Lobo. No. Mamma mia, Juan Jesus, bravo! No! Mamma mia, fuori! Dio santo. Dai amici bellini, buona la prima, un secondo tempo gagliardo, le emozioni possono tornare, un Napoli interessante, ne parliamo, no, live ne abbiamo già parlato ieri, le analisi tattiche tra poco, lasciate i like, 1000! Shine